Buongiorno e bentornati alla Tu per Tu. Oggi, nella giornata contro la violenza sulle donne, sono con Claudia Pividori, operatrice del Centro Veneto Progetti Donna. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a lei per l'opportunità e lo spazio. Oggi, non solo oggi, ma oggi in particolare parliamo di questo tema perché appunto è la giornata contro la violenza sulle donne e perché tanto c'è ancora da fare su questo. Però partiamo cercando di contestualizzare un po' i dati, cioè che dati ha il fenomeno e che tipo di fenomeno è, cioè come si declina la violenza sulle donne nel nostro territorio. Allora, alcuni dati che mi sento di condividere con voi sono questi. Come ogni anno abbiamo un numero di femminicidi in Italia che si attesta nell'ordine di un centinaio, quindi circa una donna ogni 2 o 3 giorni, e questo è un numero che purtroppo non cala. Negli ultimi 20 anni il femminicidio effettivamente è uno dei pochi reati che non va a calare. Dal punto di vista del nostro osservatorio di centri antiviolenza, stanno invece aumentando in maniera consistente di anno in anno le richieste di aiuto da parte delle donne e questo per noi è un dato positivo perché significa che stiamo andando ad erodere un pochino il grande sommerso che caratterizza il fenomeno della violenza contro le donne, che assume forme diverse, dalla violenza fisica alla violenza sessuale, alla violenza psicologica, alla violenza economica, allo stalking, e che è caratterizzato dall'avvenire prevalentemente nell'ambito di relazioni di intimità, quindi nelle nostre relazioni intime, quindi gli autori di violenza nella quasi totalità sono uomini con cui le donne erano o sono in relazione ed è importante per noi sottolineare che questo non è un fenomeno emergenziale, è un fenomeno purtroppo strutturato e radicato nella nostra società e che ha una base molto forte nella, diciamo, disparità di potere che ancora caratterizza in tanti ambiti la vita degli uomini e delle donne. Quindi serve un impegno assolutamente anche nel campo della prevenzione. Le leggi, le pene, le sanzioni sono importanti, serve però agire anche molto investendo in educazione, sensibilizzazione, formazione per Ecco, andare a. l'aumento delle richieste di aiuto, delle denunce, significa che però insomma, si sta andando pian piano in una giusta direzione. Allora, stiamo andando nella direzione di una maggior diffusione dei contenuti che riguardano la violenza, quindi se ne sente parlare molto di più. È un tema che ormai occupa anche spazi importanti nei media nazionali. Non sempre però viene trattato nel modo corretto. Come dicevo prima, spesso c'è una narrazione di tipo emergenziale, c'è una tendenza talvolta relegare la violenza a particolari classi sociali, invece noi sappiamo che la violenza è un fenomeno trasversale, colpisce donne di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutti gli status, diciamo, economici e sociali e quindi è qualcosa che ci deve riguardare tutti e tutte. È una responsabilità condivisa, quindi non solo le donne devono denunciare di più in qualche modo, però soprattutto forse anche tutta la società, gli uomini stessi, insomma il sistema che deve cambiare. Assolutamente, noi crediamo che serva anche un cambio di prospettiva, che serva il coinvolgimento anche di un maschile che deve iniziare a riflettere e interrogarsi su come costruisce e vive le relazioni. Ognuno di noi che si sente escluso dal problema di fatto contribuisce a questo problema. Dobbiamo iniziare a non porre tutte le responsabilità e tutte le attenzioni sulle donne che devono chiedere aiuto, dobbiamo certo sostenerle, ma dobbiamo proprio andare a lavorare sulla responsabilità di chi agisce la violenza, di chi resta indifferente alla violenza e chi contribuisce a mantenere, diciamo, vivo quel terreno fertile su cui la violenza si innesta. E le donne ricordare che non sono sole. Alle donne diciamo che non sono sole, ci sono luoghi protetti, sicuri, a cui si possono rivolgere, tra cui anche i centri antiviolenza. Noi operiamo su tutta la provincia di Padova, il nostro numero verde è 881 46 81, c'è anche un numero verde nazionale, il 1522,
naturalmente per le situazioni di pericolo ed emergenza i numeri di pubblica sicurezza. Fa specie che proprio oggi, nella giornata contro la violenza sulle donne, ci siano in aula due autori di femminicidio, da un lato Filippo Turetta, per il quale è stato chiesto proprio oggi l'ergastolo, e dall'altro l'omicida di Giulietta Montano, che è stato condannato oggi all'ergastolo. Questo significa che in qualche modo sono state interrotte due vite, di due donne, ma poi anche, cioè, come dire, le cui conseguenze sono tragiche per tutti, insomma. Sì, assolutamente. Il femminicidio e la violenza sono fatti che naturalmente colpiscono le donne, ma sono fatti che poi lo vediamo quanto colpiscono profondamente le famiglie coinvolte, la comunità tutta. Quello che è appunto importante ricordare è che i femminicidi non capitano dal nulla, sono sempre l'esito di un percorso di violenza che è responsabilità di tutte e di tutte cercare di intercettare, interrompere il prima possibile, sia come istituzioni, come diciamo realtà come la nostra, sostenendo le donne, ma come dicevo prima, non girandoci dall'altra parte, non minimizzando, non banalizzando e non colpevolizzando le donne che si trovano in queste situazioni. Il femminicidio, ultima domanda di Giorgio Cecchettin, ha cambiato in qualche modo la percezione, cioè ha aiutato, per quanto nella tragedia, a segnare un po' una svolta? Allora, nella nostra specifica esperienza di centro antiviolenza femminista e di centro antiviolenza che di fatto si trova nel territorio, che poi era, diciamo, condiviso da parte di Giulia, della sua vita universitaria, abbiamo effettivamente rilevato come c'è stato un innalzamento, della soglia di attenzione da tutti i soggetti intorno a noi, quindi molte richieste delle donne in più, ma tante richieste anche di capire, di comprendere meglio da parte di familiari, amici, magari di donne che si trovavano in situazioni di violenza, una grande attivazione da parte dei giovani e delle giovani, delle scuole che avevano bisogno di operatrici competenti per poter trattare questo fenomeno e questa questione e anche da parte delle istituzioni. Dobbiamo tuttavia ricordare che dei grandi, diciamo, proclami che abbiamo ascoltato in quest'ultimo anno, pochi si sono tradotti poi in azioni concrete. I fondi dei centri antiviolenza, nonostante l'aumento delle richieste, sono rimasti sostanzialmente gli stessi e quindi serve, diciamo, tradurre parole in fatti. E con questo io ringrazio Claudia Pividori, operatrice del Centro Veneto Progetti Donna, per essere stata con noi. Ricordiamo il numero verde 1522 per chi avesse necessità, insomma, di segnalare qualsiasi situazione di violenza. E ringraziamo per quanto ha fatto e a presto. Grazie mille, buona giornata.